benvenuti alle autorità civili, militari, agli ospiti e a tutte le socie del club Conegliano Vittorio Veneto. Grazie infinite per la vostra presenza e per l'inaugurazione di quest'aula delle audizioni protette per donne e minori vittime di violenze, progetto nazionale del Soul Optimist International d'Italia. Invito per un breve saluto il capitano Giuseppe Agresti. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto nella sede della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto, intitolata al Carabiniere Medagliatore al Valor Militare Luigi Maronese. La vostra presenza oggi conferisce solennità a questa cerimonia che appunto è l'inaugurazione del progetto Una stanza tutta per sé, risultato della collaborazione fra l'Arma dei Carabinieri e il Soul Optimist International d'Italia. Pertanto vi rinnovo il mio benvenuto e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Inviterei, se piacere, per due parole il prefetto di Treviso, dottoressa Maria Rosaria Laganà. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio per questo nuovo invito per la seconda stanza tutta per sé che viene inaugurata in questa provincia da quando io sono arrivata. Credo sia una tappa anche questa importante perché sappiamo, siamo tutti impegnati, parlo come istituzioni ma anche come privato sociale, nel creare questa rete che deve favorire l'emersione del fenomeno della violenza contro le donne, ma soprattutto assicurare alle persone che denunciano, alle donne che denunciano, anche e soprattutto se in presenza anche di minori, che sono spesso le vittime, se non dirette, sicuramente indirette e forse più danneggiate di questi fenomeni di violenza, di poter, come dire, intravedere un percorso. E la conclusione di questo percorso proprio si può comprendere nel momento in cui queste persone si approcciano, no, per denunciare gli episodi di cui sono vittime, quindi fare un ambiente non solo protetto ma anche accogliente, molto familiare, come poi vedremo, perché sicuramente la stanza che oggi inauguriamo si è stata sviluppata sulla falsariga di quella di Conegliano, costituisce sicuramente un elemento per far sì che queste persone che sono in un momento di grande fragilità, perché ovviamente è un'incognita per loro, no? Tutto quello che deriva dalla denuncia, perdere le poche certezze che hanno, anche quelle vengono messe in qualche modo in gioco, quindi avere un ambiente diciamo così ben strutturato sicuramente aiuta a intraprendere e a proseguire questo percorso. Certo la collaborazione, il risultato non poteva essere che ottimo, perché ovviamente sono ottimi, diciamo, gli interlocutori di questo progetto. Io non devo spendere parole per dire chi sono e cosa fanno i carabinieri e neanche chi è e cosa fa ovviamente il Soul Optimist, quindi per me è un vanto continuare a operare una provincia che ha così belle iniziative e le porta avanti con tanta celerità e con tanta concretezza. Quindi buon lavoro a tutti, grazie. Passo adesso la parola al comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, colonnello Gaetano Vituzzi. Grazie. Signor Prefetto, signor Sindaco, signor Questore, autorità civili e militari, colleghi, rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, gentili ospiti, benvenuti presso la Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto. Il mio benvenuto e un sentito grazie va alla vicepresidente nazionale del Soul Optimist International, dottoressa Elisabetta Lenzini, alla presidente del Soul Optimist Club Conegliano e Vittorio Veneto, dottoressa Federica Dalla Libera, e alla dottoressa Patrizia Chiamulera, già presidente dello stesso club, promotrici e protagoniste di questa lodevole iniziativa. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, quindi a tutte le maestranze che ci hanno dato una grande collaborazione a realizzare poi l'ufficio, la stanza che successivamente andremo a inaugurare. Un progetto che ormai è partito da diversi anni, è stato condiviso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Oggi con questa semplice ma significativa cerimonia e con un pizzico di orgoglio inauguriamo, dopo averlo fatto lo scorso settembre nella Compagnia Carabinieri di Conegliano, la seconda stanza tutta per sé nella nostra bellissima provincia.
Oggi lo facciamo qui a Vittorio Veneto, sempre presso una nostra stazione carabinieri. Sì, perché in fondo la caserma è poi la nostra casa, ma è anche la casa delle persone che in alcuni momenti della vita, dopo aver subito maltrattamenti e umiliazioni, hanno un forte bisogno di essere ascoltate, di parlare con qualcuno di ciò che avviene fra le mura domestiche. Sono convinto che l'approccio umano e delicato da parte delle forze dell'ordine a donne, bambini e in generale alle persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli è e sarà determinante in un momento importante come quello della denuncia, che adesso può avvenire anche qui, all'interno della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto, in un ambiente rassicurante e confortevole. Le istituzioni, anche oggi, danno così un ulteriore segnale. Perseverare nello sforzo di creare strutture, centri, ma soprattutto risposte e servizi alle vittime di violenza, sia di genere o domestica. Ed è sicuramente, consentitemi, un'ulteriore tangibile prova di disponibilità, sensibilità e vicinanza al cittadino, peculiarità che l'Arma dei Carabinieri possiede innate nel proprio DNA. Vi ringrazio tutti. Adesso invito il signor Sindaco della città di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vittorio Veneto in questa giornata che è una giornata ritengo importante. Innanzitutto mi scuso per la mancanza della giacca, ma il sindaco di Vittorio Veneto in questo periodo operativo già dalle prime ore della mattina, per cui ho dovuto fermarmi un attimo per presenziare. Ritengo che sia una giornata importante perché ancora una volta le istituzioni si sono dimostrate sensibili alle istanze che vengono dal mondo, da fasce deboli, che tutti ci auguriamo e vorremmo sperare siano ridotti in numero, ma magari il numero dei casi di cui c'è bisogno, di interventi particolarmente delicati, diciamo così, probabilmente il numero è superiore a quello che ciascuno di noi immagina possa esistere. Ringrazio a nome della città e vorrei farlo anche a nome di tutto il comprensorio, sia gli ideatori che anche l'Arma dei Carabinieri che si è prestata volentieri, immagino, a dare questo ulteriore supporto alla loro azione verso appunto queste fasce deboli. La città oggi si arricchisce di un punto fisico e di una modalità estremamente civili che fanno onore sia agli ideatori che anche agli esecutori di questo tipo di intervento sulle fasce deboli. Quindi ringrazio tutti quanti. Grazie. Io sono Federica Della Libera, presidente del Sor Optimis Club Conegliano Vittorio Veneto. Il Sor Optimis è un'associazione mondiale di donne impegnate con varie qualifiche professionali che è stata fondata negli Stati Uniti nel 1921. Siamo impegnate nel volontariato e soprattutto mettiamo a disposizione le nostre competenze a disposizione della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli. Il club, fin dalla sua nascita, ha come finalità la promozione dei diritti umani, con azioni concrete, promozione, sostegno e avanzamento delle donne, creando opportunità migliori per quanto possibile nella loro vita a 360 gradi. Ed è con questo obiettivo che dal 2015, su proposta della Presidente nazionale di allora, Leila Picco, è nato un importantissimo progetto, appunto, in collaborazione col Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che prende il titolo da un noto saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé. Lo scopo è proprio quello di creare degli spazi adeguati, protetti, accoglienti, se non proprio come una casa, ma che si avvicinano molto a uno spazio di casa, per mettere il più possibile, per quanto possibile, a proprio agio le donne che sono nel momento di dover denunciare abusi e violenze. Lo spazio è stato studiato proprio per trasmettere alla donna che attraversa un momento drammatico come quello della denuncia di fatti che mettono in pericolo la sua vita e la sua serenità e durante i quali non raramente accompagnata da figli spesso minori, metterla appunto in condizioni un pochino più accoglienti.
Di questo spazio ovviamente potranno avvantaggiarsi anche anziani, minori, in genere ogni persona fragile che si trovi a vivere particolari disagi o abbia subito violenza domestica o assistito a violenza intrafamiliare. Quindi all'interno di questo importante progetto, che ha visto nascere più di 100 stanze ormai in tutta Italia fino ad oggi, anche nel nostro territorio adesso presso il comando Compagnia dei Carabinieri di Vittorio Veneto una stanza tutta per sé, realizzata dal nostro club Sor Optimis Conegliano Vittorio Veneto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, col desiderio proprio di contribuire e di rafforzare la rete di solidarietà e sostegno alle donne che si trovano in difficoltà e che sono bisognose di aiuto. Quindi possiamo dire, come ha detto il stato prima, con soddisfazione che questa è la nostra seconda stanza che meno di un anno fa, settembre 2018, presso il comando Compagnia Carabiniere Conegliano è stata inaugurata la prima del nostro territorio. E quindi, proprio perché ogni donna che ha subito qualsiasi tipo di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica non deve sentirsi sola e potrà avere almeno un po' più di coraggio per farsi aiutare e denunciare gli abusi che ha subito. Per sostenere questo progetto sono state realizzate diverse iniziative, abbiamo reperito fondi tramite una lotteria natale, tramite l'English Tea Party, dove le Tea Lady ci hanno aiutato a raccogliere dei fondi che sono serviti sia per la stanza e anche per l'acquisto, perché oltre alla stanza è stato fatto anche l'acquisto di un kit donato appunto all'Arma dei Carabinieri che contiene un software ad alta tecnologia con un sistema di registrazione audio-video molto sofisticato che permette anche la trascrizione immediata della denuncia e soprattutto la valigetta è trasportabile in qualsiasi luogo dove dovesse essere necessario poter registrare una denuncia, una testimonianza. E permettetemi adesso una lunga serie di ringraziamenti perché siamo state veramente molto aiutate da chi ha creduto in questo progetto. Intanto un sentito ringraziamento per la disponibilità e la cortesia al colonnello Gaetano Vitucci, al capitano Giuseppe Agresti e alla compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto. Saremo veramente sempre molto grate per la sensibilità dimostrata, per il sostegno, per la collaborazione infinita e la gentilezza che abbiamo avuto durante la realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento agli architetti Giorgia Lazzaris e Sara Pace che hanno curato l'allestimento, all'educatrice signora Nives Grosso che ha realizzato nella stanza il decoro pittorico per l'accoglienza dei minori, al signor Adriano Zanchetta e il signor Renato Dadalt che hanno prestato gratuitamente la loro opera con grandissima professionalità. Ringrazio anche il Comitato Sant'Augusta, la Proloco di Vittorio Veneto che hanno seguito l'allestimento e ci hanno portato tutte le sedie di oggi. Siamo riconoscenti poi anche alle aziende e alle associazioni che hanno sponsorizzato con grande generosità il nostro progetto. Li ringraziamo veramente di cuore per l'interesse e soprattutto la sensibilità dimostrata nei confronti di questa tematica, ahimè sempre più attuale come la violenza di genere. E ringrazio quindi veramente con tutto cuore l'Amorin Cork, la Fondazione di Comunità Sinistra Piave, il Movimento per la Vita, Dazzato Interno Uffici, Olto Arredamenti, l'Associazione La Porta a Onlus, l'azienda TF Revi di Revine, la Confartigianato di Vittorio Veneto, la Dalma di Godega Sant'Urbano, lo studio dentistico Luccheschi della Giustina e Fashion Trend di Vittorio Veneto. Grazie affettuoso anche ai presidenti del club service del nostro territorio, Enrico Darre del Lion, Daniela Donati dell'Innerwill e Nicole, il presidente del Rotary Treviso Piave, che sono qui con noi a condividere l'inaugurazione di questo progetto che a noi sta molto a cuore. E soprattutto ringrazio la nostra vicepresidente nazionale Elisabetta Lenzini che nonostante i numerosissimi impegni istituzionali è riuscita ad essere presente. Grazie infinito a tutte le socie che veramente sono state una squadra formidabile che hanno collaborato a questo service importantissimo che adesso è diventato una grande realtà al servizio di tutti noi. Cedo adesso la parola alla nostra vicepresidente nazionale Elisabetta Lenzini. Grazie. Buongiorno a tutti.
Ringrazio la Presidente e le socie del Club Soroptimist di Conegliano e Vittorio Veneto e l'Arma dei Carabinieri per l'invito a partecipare a questo importante evento. L'abbiamo sentito dalla dottoressa Dalla Libera, il Soroptim International e l'Unione Italiana Soroptim nello specifico ha tra le sue finalità il sostegno dei diritti umani per tutti e il sostegno e l'avanzamento della condizione della donna in tutti gli ambiti. Questo viene esplicato tramite azione, tramite progetti concreti che si muovono attraverso la cultura, attraverso il lavoro. Attenzione ed impegno particolare sono rivolti al contrasto della violenza di genere in tutte le forme, fisica, psicologica, economica, perché tutte lesive dei diritti fondamentali. E sappiamo come la conoscenza sia fondamentale per operare quella prevenzione che fa sì che la vittima di violenza possa uscire dal silenzio. Sapere a chi rivolgersi, sapere cosa fare è fondamentale, bisogna avere queste informazioni, bisogna avere questa conoscenza. Soroptimist si batte da anni in questo campo e le azioni che l'Unione Italiana Soroptim mette in atto a contrasto della violenza di genere sono di vario genere, sono di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, della popolazione, azioni esplicate ad esempio con i 25 giorni di attivismo che tutti i club d'Italia nel territorio nazionale portano avanti a partire dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza, al 10 dicembre che è la giornata internazionale di proclamazione dei diritti umani. Nell'ambito di questi 16 giorni di attivismo, tutti i club Soroptimist portano avanti iniziative di impatto, di conoscenza, di sensibilizzazione del problema della violenza di genere e cercano di dare voce a quelle voci che non ci sono più, di quelle donne che non ci sono più, ma anche azioni di prevenzione, quindi azioni di formazione che vengono portate avanti con corsi formativi nelle scuole, fin delle fasce più giovani. In questo ambito si colloca un importante protocollo di intesa che l'Unione Italiana Soroptimist ha stilato con il MIUR proprio per questi percorsi scolastici di formazione, ma anche azioni di sostegno alle vittime di violenza, azioni di sostegno che si esplicano, come stiamo vedendo oggi, con azioni locali capillari che i vari club del territorio nazionale portano avanti sostenendo, ascoltando, cercando di dare dignità e l'autonomia perduta a minori e a donne vittime di violenza. Vi do un panorama brevissimo degli interventi fondamentali nazionali fatti in questi ultimi anni. Nel 2011 è partito un progetto nazionale che è ancora in corso, ancora attivo, dedicato alla istituzione, alla creazione delle aule di ascolto protette per minori nei tribunali. Soroptimist ha fatto suo la normativa europea sul diritto di ascolto del bambino e vedendo che mancavano nelle procure, nei tribunali, delle aule dedicate a un ascolto a misura di bambino protetto con ambiente, con colori soffusi, con giocattoli, con videoregistrazione non visibile, eccetera, ha creato queste stanze in collaborazione appunto con i tribunali, con le procure, ha creato queste stanze dove si può instaurare un rapporto di empatia tra il minore che deve essere ascoltato e il giudice che lo deve ascoltare, perché ricordando le parole del Ministro di Giustizia Cancellieri all'epoca era intervenuto un convegno Soroptimist in questo senso. È un diritto del bambino essere ascoltato, ma il momento dell'ascolto deve essere un momento educativo e di crescita e non un momento traumatico nell'ambito del procedimento. Vi dico come Unione Nazionale, che oggi qui rappresento con orgoglio, che a tutt'oggi Soroptimist è riuscita a istituire 74 aule d'ascolto protette per minori. Dal 2014 ha preso inizio un altro progetto che si chiama Codice Rosa Bianca, che ha portato a istituire degli spazi soprattutto nei reparti di pronto soccorso, quindi nelle aziende sanitarie, nelle strutture sanitarie, per fornire una prima accoglienza, un'accoglienza anche qui, oltre che specialistica, dedicata e riservata alle donne vittime di violenza.
Spazi in cui oltre al personale sanitario anche le forze dell'ordine e i centri antiviolenza possono entrare in contatto con le donne che hanno subito la violenza. Diversi club italiani hanno contribuito all'istituzione di questi spazi, all'arredo, al fornire materiale di servizio e anche a divulgare questa iniziativa presso la popolazione. Dal 2015, è già stato spiegato dalla Presidente Dalla Libera, è partito il progetto Una stanza tutta per sé, quello per cui siamo oggi qui e di cui non vi parlo perché i relatori che mi hanno preceduto hanno ampiamente illustrato lo scopo, la finalità di queste stanze per un ascolto competente, protetto e dedicato alle donne vittime di violenza. Anche qui vi dico con orgoglio, vi do il numero definitivo, questa è la 127esima stanza tutta per sé che viene inaugurata nel territorio nazionale. Sono 15 nell'ambito del Triveneto, quindi veramente un grosso risultato, un grosso lavoro che non sarebbe mai stato possibile senza la collaborazione, il rapporto di collaborazione strettissimo che c'è ormai tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'Unione Italiana SOR Optimist. Vi do una notizia degli ultimi giorni che ci ha reso molto orgogliose. Pochi giorni fa, esattamente l'11 giugno, durante l'audizione alla Commissione parlamentare contro il femminicidio e ogni forma di violenza di genere, il tenente colonnello Filippo Vanni, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato il progetto nazionale Una stanza tutta per sé. Quindi un'azione in tanti ambiti, a tanto livello, contro la violenza su minori e sulle donne. Ma non solo. SOR Optimist si è posto il problema anche di che cosa succede dopo la denuncia. E così nel 2018, da circa un anno, è partito un altro progetto nazionale, Si sostiene il coraggio. Un progetto fatto questo in collaborazione con le Procure della Repubblica che accompagna, sostiene le donne che hanno avuto il coraggio di fare denuncia, avviandole a un percorso di tirocinio formativo all'interno delle istituzioni stesse, cioè all'interno dei tribunali, della Procura e degli ordini professionali, per dare a queste donne, ridare sicurezza in se stesse, far dimenticare la violenza, nel limite del possibile, accompagnarle in un percorso formativo verso il lavoro e a riacquistare fiducia in se stesse e nella vita che le aspetta. Potrei continuare con molto altro, ma non desidero tediarvi, voglio rimanere in questo tema di cui ci occupiamo oggi. Dico soltanto che è importante la divulgazione di tutto questo, è importante parlarne, è importante soprattutto ricordare che tutti i temi di cui oggi qui abbiamo discusso riguardano tutta la comunità, riguardano i principi di una società civile e forse abbiamo bisogno di un cambiamento culturale, abbiamo bisogno di portare avanti una cultura del rispetto nelle famiglie, nelle scuole, nella comunità. Abbiamo bisogno di portare avanti questi interventi di rete che le istituzioni, le forze dell'ordine, le associazioni, tutti gli attori portano avanti, non soltanto durante le azioni necessarie che si devono fare, ma sempre, cioè non lasciare sola la donna, non lasciare sole le donne, mai accompagnarle, portare avanti questa cultura del rispetto a tutti i livelli, perché solo così possiamo sperare in un miglioramento della nostra società civile. SOR Optimist si batte da anni per tutto questo e il fatto che tutti oggi noi siamo qui per questo evento è una testimonianza di questo. Vi ringrazio per l'attenzione.